Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dal titolo, oggi parleremo sia di pendolini che di pentalfe. Ma prima di iniziare a dire questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegarda e Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove a lunedì sera Hildegarda e Marietto Veneziano tengono un percorso esoterico coadiuvati con Miras gratuito. I link sono sotto qui in descrizione. Se volete anche mettere un super like e un bel commento, il vostro Marietto è contento. Bene, parliamo un po' dei pendolini perché da più parti mi sono sempre arrivate richieste dove si comprano i pendolini e che tipo di pendolini devo prendere. Allora, io prendo un po' il discorso da distante e vi devo dire che il primo pendolino che ho avuto l'ho avuto a 5 anni col classico spago e sassolino. E quindi a 5-6 anni facevo senza rendermi conto il 13 al Totocalcio per delle caramelle alle persone e mi ricordo che uno ha fatto anche o il 12 o il 13, insomma era super contento. Poi il mio babbo si è reso conto di questa furberia e gli ha fatto passare la voglia di venire con le caramelle a cercare di farmi il Totocalcio e usavo uno spago e un sassolino che trovavo nei boschi. Quindi quello del pendolino è un po' soggettivo, uno se deve un po' provare un po' tutti, di solito l'ideale sarebbe iniziare con un pendolino di ottone, molto semplice perché l'ottone si aggancia meglio alle scie energetiche delle persone. Chiaramente ci sono quelle di sasso, di pietre preziose, ci sono quelle di rame, insomma ci sono vari modelli di quelli di legno con le varie forme geometriche, da quello egiziano a quello goccio, insomma ce ne sono vari tipi e quindi ogni persona deve trovare un po' quello con cui si sintonizza meglio. L'ideale sarebbe provarne due o tre e poi, e anche dipendenza dalla forza economica, e poi uno si adegua di conseguenza. Chiaramente però il radiestesista non ha bisogno che sia fatto di qualsiasi tipo di materiale, basta uno spago e un filo. E invece poi parliamo delle pentalfe o genese. Io ho fatto una pillola in cui ho espresso il mio pensiero, perché fondamentalmente le pentalfe sono dei grandissimi generatori di energia. Però questo non toglie che una persona che gli stia vicino deve per forza star male. E vi faccio un esempio molto semplice. Io ho conosciuto una famiglia che abitava in un quartiere con sotto una falda tremenda. Il capofamiglia, il padrone di quella casa, gliene sono successi tutti i colori a lui personalmente, gli hanno insomma ucciso anche il figlio con una fucilata, roba per del terreno, ma lui personalmente, quel signore lì, ha vissuto fino e sta vivendo adesso fino a un'età eccellente, pieno di prove, ma materialmente molto ricco in un certo senso, e a lui tutte le cose che i loro familiari, i suoi familiari gli sono successe, neanche l'ha scalfitto. Praticamente ci sono delle persone che, perché è karmica la cosa, possono stare in un posto dentro un vulcano pieno di problemi, di guerre, di qualsiasi cosa, e che neanche si piegano di un millimetro. Quindi può capitare anche alla persona che si compra la pentalfa in casa, succede la fine del mondo ai familiari e lui dice che quella pentalfa gli dà solo del bene ed effettivamente è così come è successo a questo tipo che abita sopra una falda, praticamente il quartiere è massacrato da vibrazioni basse, tutti hanno, come si vuol dire, i bovis bassi, tutti i radiestesisti che controllano la zona dicono di vendere quella casa al peggior nemico, da regalarla via, eppure quel signore lì sta benone, mentre effettivamente i familiari chiaramente vivono un inferno. Quindi, come la pentalfa, può succedere che ci siano persone che per via del karma si trovano benissimo con quel progetto, con quell'oggetto, ma che nella realtà chi poi gli sta intorno negli anni capirà il danno che produce questo oggetto. Quindi è praticamente soggettiva la cosa, ci saranno persone che sicuramente si troveranno, non diciamo in gran forma, ma diciamo che si troveranno molto bene e il resto di altre persone che alla distanza
si troveranno meno bene. Però poi c'è anche da dire una cosa, ci sono pentalfe o genesi e pentalfe, cioè non è che sono tutte uguali, non è che tutte sono della stessa qualità, non è che tutte emanano la stessa potenza energetica, vibrazionale. E quindi ci sono pentalfe magari fatte male che sono più o meno come dei giocattoli che non servono a niente. Ci sono pentalfe fatte bene invece che sono potentissime. E quindi anche il fatto di come sono costruite e chi le ha fatte e come sono state fatte, che di conseguenza hanno un determinato potenza e pericolo. Chiaramente una persona normale che vuole crescere di bovis sicuramente e che non ha grandi problemi karmici, sicuramente alla distanza, vicino alla pentalfa, avrà dei problemi. Non tanto perché non rendono, ma più che altro perché danno tantissima energia, oltre il dovuto, proprio perché non ha dentro un'intelligenza come un sigillo, oppure non ha dei freni messi da chi le costruisce, perché magari non sa neanche che esistono questi freni da mettere a questi oggetti, perché non ha proprio un'intelligenza, quindi è un grandissimo emettitore di energia. Detto questo, il vostro Marietto coglie l'occasione per ringraziarvi di avermi ascoltato fino qui e di iscrivervi al canale di Hildegard del vostro Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!